Buongiorno cari amici di Avabriguccia, oggi si tratta di l'acqua e il nostro caro santo ha deciso di nettare usatello da Gemafon e si è anche messo in capo da un paraciaffa con le nostre mani un portagandela. Jean-Paul e lo ci verrà cantare l'acqua. Andremo di nuovo a scoprire l'animalucci così cari, Leandro Ello ha già aperto l'acqua e per un momento noi andiamo a camparci nel nostro programma. Salute Jean-Paul! Salute Francine, vabbè. Vabbè, sono contenta di seguire con te a cantare. E ti ha già puntato qualcosa oggi? Chi dice? E a provato a giocare qualcosa e a indovinare che canzone. Allora, se capisco bene, cominciamo la telu con un indovinella, che? Sì. Mi garba lì, prova. Che è la Giuriguni Sciuda subito. Di la canzone a Gollu, di l'amico Feli, che noi salutiamo. Lo Magnifica. salutiamo. Allora, questa canzone di chi è? Di quale che l'ha scritta? Gian Teramocchi. Infatti, Messa musica da vedì. Gian Teramo ha scritto parecchie canzoni per Feli, ma questa guida è particolare, fa parlare un fiume a un altro. Dunque, il Gollu, il nostro fiume simbolico di Agorsica, che si indirizza a Asena, un altro fiume simbolico di Francia, e cerca di fare parlare questi fiumi così per fare veramente un discorso di base tra questi due paesi. Magnifica l'idea. Sì. Allora, chi fa? Ma cantiamo a te? Puoi cantarla? Monteginto mia e frescura e purezza, falgos alti saltando da te Paco d'Alone, so fiume, so Gollu, di vole di passione, ma poco a te ti preme, osena a te fiumone. Ti piace? Magnifica, hai fatto veramente una bella scelta. Ma dimmi appena, santo un due. Infatti, santo sai in due Non è mai qui, Non è mai qui, ti già in due le santo. Santo di entrare di va o decoro di Avabriguccia. C'è da imparare oggi a fare un portagandela in forma di gore. Tocca a te, Osa. Portagandela coi gori. Per fare un portagandela coi gori, ti giuro. Un portagandela di legno. Una candela di sicuro. Un fondo di un bicchiere d'acqua. Taviglioli di carta con cori e altri disegni, un pinnello, l'incolla, una spungarella e la pittura. Lampa l'incolla in un bicchiere d'acqua e pulita. Scegli un tovagliolo. Taglia un disegno in un tovagliolo guaito. Sdoppia la carta. Assesta il disegno andando a un lato di un portacandela. Con il pinnello copri la carta con un mischio di incolla e d'acqua. Scegli un altro disegno andando da viglione. Taglialo con le dita, poi sdoppia la carta. Appiccicalo andando portacandela. Ci vuole che lo copri 3 scorni sopra. Metti la pittura andando a sponga e pittorisci il portacandela a colpetti di sponga. Prima sopra, poi i lati e anche i disegni. A quando compio, metti la candela in un tufone e l'accendi. Questo sarebbe anche un bello regalo a fare a tua mamma, vero? A tocca a te.
quante le più su, odie. Anche di razza che giù più ma baracqua. Oh, sotto quello che hanno crusciato tutta la briguccia, li faccio a tutto. Oh, ma va l'avenida usa non è che acqua, no? Ce la lascia più, no? Come vuoi che l'esempio, i nostri fiumi, i nostri madrali, i nostri loghi, cioè le esempio giganti, no? Mi pare un professore, mi per un baolo che, oh. Allora, dimmi perché, chi è essenziale che i nostri madrali un sipino secchi? E beh, di tutta questa risposta. Perché chi l'estate arriva a aprire scura quando è tutti i giorni non fiume? O anche burro quando è lo gala all'arige, per esempio? va, è qui. Perché? E dimmi appena, perché chi sono necessarie le nostre foreste? I nostri foreste sono necessarie perché... Perché? Perché Arregano l'ossigeno essenziale a un nostro campo. è qui che voleva dire, vedi? Ma non l'hai mica detta, vedi? Mo, lasciamo correre, vai. Te. E i madrali in più, a cosa servono? Servono... A sapere. No, ma se tu mi lasci mica tempo di riflettere! Allora dilla! Arregano l'elettricità! Allora, Gustiosa, mi stupisci. Ma ti sei smenticata di una cosa importantissima. Qual è essa? E chi, se lo piove poco o mica, tanto c'è una sicchia. E la sicchia dopo spesso arrego poco. Posa, qui allora, mi lasci. Mi stupisci. Sai, io sono Ulissi, che tanti professori. Dove vai? A fa pulizia, chi si aspetti i professori. Noi ne approfittiamo per andare a trovare la nostra ganterina. Lasciata conta, amore e tristezza, amore e tristezza. A vita curti, un tempo non aspetta, e un tempo non aspetta. Lasciata conta, amore e tristezza, amore e tristezza. Veniva là, via gusta vista, via gusta vista. Quando tu bali, poco un preme le do, tutto ognuno usa riccia e si micia balla, tutto ognuno usa riccia e si micia balla. Quando tu bali, poco un preme le do, tutto ognuno usa riccia e si micia balla, poi a strappa cadene, mi ci vuoi in bene. Hanno te wa spompilante di lumi, batte a vista u viagge ancora a fiumi. Te trema l'aria e a de raginu, si fiora l'ora quando è tu balidu, quando è tu balidu. Quando è tu bali, bagun preme le do, tutto ognuno usa riccia e si micia balla, tutto ognuno usa riccia e si micia balla. Quando è tu bali, bagun preme le do, tutto ognuno usa riccia e si micia balla, poi a strappa cadene, metti vuoi quindi bene, la 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 quando tu voli, poco preme le do, tutto ognuno usa riccia e si micia balla, poi a strappa cadene. Quando tu voli tu, quando tu voli tu, quando tu voli tu, quando tu voli tu, quando tu voli tu. Hai idee di viaggiare assai a giocare con l'acqua? Sciacquittarsi, impiastrarsi guavanga, ma a certi animalucci di noi. Scopriamoli a qua. A giocare in l'acqua. Oggi, ad avere ghinavriga solo chi di brimura i bozzi d'acqua per gli animali di savana. Massimo durante la stagione secca.
Questi animali hanno bisogno di bere l'acqua di modo regolare. Gli animali erbivori che mangiano l'erba muovono da un luogo all'altro da sti bozzi d'acqua e ci raccogliono a centinaia in i momenti più caldi della giornata. Gli animali abbisognano l'acqua da dissidarsi, ma anche da rinfrescarsi. Ma l'animale che gli piace più l'acqua, più che a tutti gli altri animali, è l'elefante. Per ello, come per tutti gli elefanti africani, Massimo l'elefantucci solo gli dà sti bozzi d'acqua. Quanto ne volete conoscere razze d'animali in giro a questo bozzo? Ne scopriamo un altro, Awa? Gli piacciono le alghe ai pinguini. Ozzite, a sapere che le alghe sono piante acquatiche che stanno in acque salite. Fanno da grotto e da mangiadoia da barretti pesci di sicuro. Ma sono importanti assai per i pinguini africani. Questi stanno a colonie in isole o vicino all'oceano e voltano sempre allo stesso luogo da Vaso Nido. Hanno bisogno di materie dolci e sicure da brutte di zoe. Ed è per questo che li giovano assai le alghe. E buono trovare caria fagiole. A cale, che i pinguini provessino a furare l'alghe dall'altri nidi. Ma questa è l'idea, non è mica una. Mira come li stanno a nanta uso niduccio d'alghe. Tra sciappali e scrittoni spocco la scala santa qua sull'altagna. Ma aspettate mica, che eri tu? Mettete sempre la banica. Ma metti la banica. Eravamo un traccio di cantati. Così ti la rendi conto? canzone entrambi Vedi, usi. un affare importantissimo. Buono. Non hai posso dire, ma era importantissimo. Che tanto un segreto. Allora, che fai? Vuole cantare con noi? Sì. Allora, Rebillo, come famo per la sua tonalità? Penso che vuol cantare lui. No, così no. Così no? Allora, famoli Già provare. che... Eravamo un traccio da imparare a scoprire a seconda strova. Si Ah, pronto? tra sciappali. Ok? Ok. Tra sciappali e strittoni sbocco in la scala santa qua sull'altagna ambalu qua io a bescia resta ci si gola in A prega ova festa, ma boga te ti preme, osena la mia gesta. Allora, ora fate caso chi ha da cambiare la melodia. Ah, Come e perché c'è una specie di bonte, abbiamo visto prima. Tu non c'eri mica, erano da te come sempre. Fatemi sente. Allora. Il mio bonti d'un tempo, ponte alte, ponte no, portavano i bassi di li miei violoni, i due ci sono giunti. Con fucili e cannoni, ma boga te ti preme, se ne bore tu l'uolo. Buona, e io vi lascio lavorare. Infatti tu vieni con me, perché è un nostro davanti. Jean-Paul, ci troviamo dopo? A dopo. Allora, vieni con me, Osa. E lavora a penuccia. A dopo, Jean-Paul. E come momento preferito. E mu da chiamare un nostro amico Leandro. Salute caro Leandro e benvenuto alla nostra Vabriguccia. Aspettavo per una chiacchierata, come si? E tu, come sei? E io sto bene e contenta di ritrovati. Anche io.
Allora, sai odio Leandro, emu da parlare di l'acqua. L'acqua è un bell'usudietto. Allora, giusto appunto, c'è assai acqua, acqua l'abbiamo in giro, posto che noi campiamo in un'isola, ma non solo. Parla bene appena di l'acqua in tutto sto mondo. Allora l'acqua in un mondo, sai, un mondo si chiama a pianeta d'Orchina. E perché che si chiama così? Si redia, qui ci sono i continenti, ma c'è di no acqua. E beh, ragazzi, si vede sopra più mare, oceani, che continenti. Dunque, è per questo che si chiama a pianeta d'Orchida. E per questo hai capito. Chi rappresenta questo mare in tutto il mondo? Allora, contando i fiumi, come qui, allora i mari, l'oceano, i botti, i madrani, tutto questo rappresenta 75% d'acqua. Ma è straordinario, infatti c'è più acqua che strafare, se hai capito? Hai capito? Allora, ma chi vuole dire? Vuole dire che l'acqua a cosa ci dice? L'acqua infatti da vita, so capisco, in questa terra. Io senza acqua mica guido. Ah, so capisco, ma l'acqua ne abbiamo anche un corpo umano, se mi sbaglio. Io, dunque, in un corpo umano di una persona maggiore c'è da 55 a 60% e di una creatura ce n'è poco presso 80%. E così chi ce la beve? Acqua, Allora, dimmi appena, tu, Sacqua, consumi assai, ben a dire, voglio che ci fai caso a livello dell'ecologia? Per esempio, una uscia, come fai tu? Allora mi rigargo, dopo spendo l'acqua, mi saono e mi rigargo un'altra volta. Ah, dunque, ben a dire che tu tiri l'acqua mentre tu ti bassi o savone. Yeah. Questo è quello che fa caso all'ecologia, Leandro. Yeah, hai capito tutto, Francine. Ah, ti avevo una domanda. Sai qual è il fiume più lungo in Corsica? In Corsica ce n'è assai fiumi. Direi diremo lezione di geografia. Ne profitto per mandare un bacio a Anna Maria, mia maestra, tutta mia classe. Dunque, Golu si situisce qui. E dunque fai tutto lungo di un fiume più lungo in Corsica. E quanto fai chilometri? 90. 90 chilometri, vabbè. E qui fiumoni, Hai visto? Ti sei già fatto un bagno in un fiume di Golu? In De Golu no, ma in Ravona c'è. Dunque conosci appena i fiumi. Allora Leandro, è stato un piacere di parlare di l'acqua con te, ma è giunto il momento di salutarci perché chi è mu compie il nostro fratello. D'abbraccio di cuore. Anche io. Ciao ciao. Ciao. Ora è mudando a bed ciò che c'è di noi non terre desuggiale in quanto a lingua corsa. Mi driga l'ora di vedere Jean-Jean Trombetta ci ha proposto un indovinella noa. Chi piace di ritrovare amici, attacchiamo subito il nostro gioco. Chi è il titolo di sta canzone scritta da Natale Ruggiani che principia dicendo piove non ta via? A risposta come sempre la varete in fin di missioni e non ta pagina Facebook di Avabriguccia. Ma wow cari amici, tocca a voi! Osa, hai rimarcato da voi qualche anno? A spesso siamo in vigilanza rossa o in vigilanza gialla. Sai, mi conosci, sono un cagaglione. E vediamo, quando lo principio piove, la paura esce fuori. Ma hai ragione, è meglio di stare alla grotta quando la gesta vigilanza, così ti pari di tutti i pericoli. Oh, non hai mica visto i danni che l'ha fatto l'acqua? E non ti ricordi mica, Naiaccio? C'erano state più di 200 persone ferite, 2 quartieri completamente inondati e i vetture erano barate come battelli. Sì. Ma senza capitare a bordo. Zitto. E per questo che ci sta alla grotta, anche se di luci per noi separati. Sai, ho pensato di comprarmi un piccolo attelluccio che si ingonfia. Per chi fa? Ma così, quando è piove, io posso spiazzarmi senza problemi. E poi mi stunai che tu non hai a droit a qualcosa, tu. Sai, sono un salvatore per la gente. Ah, Se l'aspettiamo a te per essere salvi, vai burro. Beh, ti sbagli, vedi? Ah? Perché hanno in Bastia in un giorno più su più che in 10 anni. Allora? È semplice, l'acqua cullava sino secondo piano di Casali.
questa non l'avevo mai inteso. Io passavo di finestra in finestra e domandai anche se avevano bisogno di qualcosa. Oh, un vero Salvatore, sì. Chi credi? Dopo andavo alle sciute di scuole e arregavo i sedili in casa soia per le finestre. Bellissimo. Oh, santo, un vero Salvatore. Prudenza. Cosa credi? Io so come Salvatore in mare, ma in centro città. Buono santo, forse che in giorno mi imparerei a fare un battello. Quale chissà. Ma per un momento andiamo a trovare un amico che è di noi e manesco. Ci imparerà qualcosa che uso doc a te. Un sottobicchiere. Per fare un sottobicchiere ti ci vuole a viltrina, i tisuri e un feltro, un diumedo di filo colorito, una gorda, un bicchiere e una pistola a incoda. Con l'aiuto di un bicchiere disegna un cerchio a nanta viltrina. Taglialo coi tisuri, appiccica un filo con l'incoda intorno alla gorda ogni 8 o 10 centimetri. Intorcia la gorda e appiccicala a nanta stessa. Si mette in coda, si intorceglia la gorda e tira avanti e tocca. Quando i uni a un cerchio la misura di un cerchio di viltrina, taglia la gorda e rifinisce il travaglio. Pa compia, appiccica un cerchio di viltrina a chiudi in corda. Ora tocca a te. Amici, continuiamo a scoprire la canzone o che? Yeah. Allora, ma vi faccio rimarcare un affare quando un che questa canzone ribigli un cinetica. È vero, è vero. L'hai rimarcato? Non parecchie canzoni così sono di Feli, eh? Ribiano non Giusto appunto, parlando di Feli, tu sei sicura che tu ne conosci le canzoni? Io conosco qualchidune. Per esempio. Questa conosciamo tutti, quando tu balli. Ripiglio. Quando tu balli, va con premenetà, tutto ognuno usa rizze e si mette a ballare, face strappa catene, metti fuoco con le vene. Bellissima sta canzone. Allora, ma venisce a Duia. quindi siete scordati di qualcosa. E ora ad andare a sentire la risposta dell'indovinella di Jean-Jean Trombetta. È vero, Jean-Jean. Allora, sta bellissima canzone scritta da Natale Lugiani per cantare un popolo corso era Compagnero. A presto, amici! E qua abbiamo la nostra risposta e possiamo infine cantarla tutta, che ne idee? Sì. Continuiamo a scoprirla. Allora, andiamo. E mi evi un mare, sparsa un usolagno, in una voce turchina, mare Mediterraneo, ci si besa un sole, come il primo giorno, ma poca te ti preme, o se na un mio sogno.
chi piace questa canzone, mi sono campata con voi tutti, torna oggi. E spero che voi ci vediate e che avete di sicuro contato a tempo a noi ed è passata una bellissima stonda. Ma la nostra Fabriguccia è compia per oggi. Bella sicura ci regalora di ritrovare tutti per parte donna e nel frattempo abbracciamo tutti di cuore. A bene, bene. Degi! A presto!